Buongiorno Renzo. Buongiorno professor Maggi, Allora. lei è sempre brillantissimo. Fuori onda. Che cos'è? Whisky? Questo qua è whisky colorato. Ah, whisky colorato. Whisky colorato. E questa qua è una grappa. E questa è grappa. Sì. Ormai tu. Siamo due analcolici. Ah sì, più o meno. Però Ogni tanto. pare quasi che spacciamo, ci spacciamo per grandi bevitori. Allora, è successo poco tempo fa. Sì. è Che nonna successo Brigida ha pestato ancora qualcosa di negativo. una boazza, come, Una si, suol dire. Come si suol dire. Ma cosa ha Come fatto? diciamo noi ha nel fatto Veneto. fermare il treno che andava Ha fatto fermare con Frecciarossa, tra un l'altro. Frecciarossa, ha fatto fermare perché lui doveva smontare. Devo essere sincero, posso dirvela. Ecco, questa è la classica, in sé non è né un reato, ma è la classica buccia di banana che i democristiani della Prima Repubblica non avrebbero Mai fatto. mai fatto. È l'inesperienza, sai. Ma non lo so, comunque c'era la Sì, copertina sì, di Il Fatto Quotidiano, che c'era Sordi che fa io so io, voi non siete un Io cazzo. so io e voi non siete. E c'era la faccia di Lollo. L'ho visto. Ma però ultimamente ne pestano abbastanza. Eh. E il dubbio viene, Brigida Cognato, la sorella. E infatti adesso poi vediamo. Sì, non sì. è nepotismo, ma è forse la mancanza di fiducia delle persone di cui sono circondate. Questo è il pericolo questi sono i problemi che sta incontrando il nuovo governo per la totale inesperienza, perché l'esperienza, come tu ben sai, non si compra e non si vende, la si acquisisce un po' alla volta. Tra l'altro anche il modo migliore di acquisire esperienza è quello di parlare con persone, discutere, fare serata, fare approfondimento anche in modo molto distaccato con persone che le cariche che tu ambisci le abbiano già fatte, ti trasferiscono un know-how comportamentale che non è manuale o altra capacità che ti possa trasferire. Questo qua, ecco, di cosa soffre questo governo? Di questo, e cioè fermare il treno, chiedendo all'amministratore delegato che lo fermi perché è ad andare a Caiano, tutto vero, ma insomma è sembrato un atto di Imperio. Tra l'altro le giustificazioni successive sono anche state, come si dice in dialetto veneto, al tacco un pezzo del buso. E quindi vedi, l'inesperienza crea queste. Dopo io non voglio dire l'esperienza democristiana diviene di 50 anni e quindi ma l'esperienza, parlare, vivere, ragionare con le persone che hanno vissuto le esperienze ti trasferisce anche una sensazione, perché governare è uno stato d'animo, sai? Però sì, E se questo stato d'animo non lo interiorizzi, però queste cose qua allontanano sempre di più il cittadino. Dopo vengono fuori i populismi vari, nel senso certo, che questo qua vero. dopo diventa un pretesto e anche una. Ma infatti io ti sto dicendo che È stato un errore. che bisogna, mamma mia, Però, bisogna meditare sulle cose prima di fare una roba, anche perché non la fai per te, tu rappresenti un partito nel momento in cui sei assessore o ministro e rappresenti una comunità e rappresenti anche il governo, cioè quindi il governo di tutti, e bisogna devono imparare a guardarsi allo specchio e domandare: adesso quello che sto facendo È una pestata di qualcosa o è una pestata da una boazza o è una cosa che può essere compresa? Se tu capisci che non può essere compresa, lascia perdere, perché se passa in 2 secondi da ragione al torto, quindi il crinale, il filo di lama, la lama sottile sul quale si cammina, e sapendo che comunque c'è un'opposizione che non ti perdona nulla e che sei, come direbbero gli inglesi, in exhibition, cioè sei in esposizione. Ma la stampa in questo caso, che responsabilità ha? Sai la cosa che mi ha colpito? Quello che è successo l'altro giorno in una discussione sulla 7, dove non mi ricordo quale politico, mi pare Salvini,
Che per quanto riguarda pestare qualcosa beh, è un è un esperto. numero uno. Però disse, che ha detto una roba, ha criticato la Gruber, cioè la Gruber critica lui si difende e sai cosa ha detto la Gruber? La Gruber ha detto: come si permette il signor l'onorevole ministro tal dei tali di criticare la stampa? Non lo sa che è una cosa pericolosissima criticare la stampa, perché È una minaccia non mafiosa si questa può. qua. E infatti, cioè, sembra quasi che alcune componenti di natura politicamente impegnata, giornalistiche, abbiano il dono, l'usbergo, si diceva medievale, cioè l'usbergo sarebbe la celata, cioè lo scudo, di poter criticare ma di essere immuni dalle critiche. Ecco perché ti dico che la stampa, tu mi hai fatto una domanda precisa, la stampa ma ti sto parlando della stampa cosiddetta non schierata, perché è chiaro che ci sono dei quotidiani o dei settimanali che sono orientati Organi di partito, perlomeno quasi organi di partito. Cioè, il fatto che un quotidiano critica il governo è strano che non lo critichi, come Libero è molto vicino al governo, quindi è strano che però gran parte degli altri, che sono i cosiddetti quotidiani di stampa normale, sono insomma, questi hanno però una posizione, diciamo che l'onorevole Lollobrigida che ha fatto un regalo straordinario, un assist. a voi, Un assist. si chiama assist proprio. Allora, a tutti gli assist che ultimamente stiamo vedendo, diciamo che dà tanto materiale no, ai sì, giornalisti. è vero. Alla vostra, agli assist politici. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.